Amiche e amici, bentornati a Qui c'è un quiz! E naturalmente ancora accanto a me il campionissimo in carica Agostino Paiusco. Ciao a tutti, ciao! Agostino, bentornato. Sì, io ti darei la mano, ma... Beh, che dire? Avrai ancora, anche questa sera, un concorrente in coppia con te, giocherà da casa, scelto dal nostro cervellone elettronico. Sentiamo chi c'è in linea, come ti chiami? Sì, pronto, sono il signor Duilio Scantaburlo. Ancora lei, signor Duilio Scantaburlo, che fortunato! Wow! Incredibile! Ancora voi altri del quiz? Sì. Ma sempre me invece a me, ragazzi, guarda che io devo andare in mano a vedere la partita. È scelto casualmente, vabbè, non si preoccupi, pochi minuti e poi tornerà a vedere le sue cose, a fare a passare la sua serata. Ma noi, che naturalmente ormai la conosciamo già un po', perché è la seconda volta che partecipa qui, vorremmo sapere qualcosa di più da lei. Ad esempio, che lavoro fa? Sono muratore, Bene. costruttore edilizio, ramenatore di carriole, Certo. portatore di quintali di sabbia. È un lavoro davvero affascinante, se posso dire. Sono sempre stato incuriosito, no, del muratore. Mi sono sempre domandato, sti quintali di sabbia, no, le servono per fare la malta? No! Goverto spazio de clessidre. Ah, wow! No, Agostino, credo che fosse una battuta. Ma naturalmente simpaticissimo il nostro concorrente da casa, Duilio Scantamburlo. Qui però il nostro concorrente ha un compito in cui lei, signor Duilio, dovrà aiutarlo. Qui tra breve comparirà una scritta in sovraimpressione con il nome di un personaggio famoso. Agostino avrà poche domande per poter da farle, naturalmente, per poter indovinare qual è l'identità di questo personaggio. D'accordo? Lei però, signor Duilio, potrà rispondere esclusivamente con un sì o no. D'accordo? È pronto? Sì o no? Sì o no? Sono pronto. Sì, vabbè. La prima, prego, eccolo qui, pronti, via! Prima domanda, allora, sono una persona normale? Mi scusi il presentatore, cosa rispondere riguardo al concorrente o la scritta in sovraimpressione? La scritta. Beh, in ogni caso la risposta è no. Bene, seconda domanda. No. E sono un animale? Sicuramente. Sono per caso un mammifero? Tesoro, è mammifero. È seguito che so Muraro, no Piero Angela. Non so. Ecco, qui rispondo io, non sei un mammifero, no. Grazie. È un animale che deve essere famoso, sei un whip. E per caso quando che parlo si fa fatica un po' a capire? Sì, hai tante cose in comune in effetti questo qua, tesoro. Allora forse ho capito, sono un cartone animato? Sì. Paperino! Risposta esatta! Mamma mia, che campionissimo il nostro Agostino Paiusco, e complimenti anche a lei, Duilio Scantamburlo. Complimenti. Quant'è che ho vinto di montepremi? No, non c'è un montepremi per lei, c'è un premio comunque questa sera, un premio prestigioso, perché avrà addirittura la possibilità di condividere una cena del valore di 500 euro con il nostro concorrente Agostino Paiusco. È contento? Scusa, non sai che te puoi darmi i skei e con 250 euro vuoi mangiare con chi che voglio me? Simpaticissimo il nostro concorrente a casa, ma qui questo concorrente Agostino Paiusco tornerà domani a Qui c'è un quiz!